È ovvio che il progetto di legge 342, che è ispirato all'attuazione pratica del diritto di autodeterminazione, è un progetto di legge che inevitabilmente può essere approvato, discusso e approvato solo in un organismo che largamente rappresenta il popolo veneto, anche se non tutto il popolo veneto quello che ci aveva lasciato la Serenissima, che andava appunto al di là dei confini attuali della regione Veneto, che si estendeva per esempio nelle province di Brescia e Bergamo, dove il senso di appartenenza alla Repubblica di San Marco, basti vedere a Bergamo i leoni e tutta, insomma c'è una evidenza, ma anche nel Friuli e anche addirittura di quella che è la terra della Dalmazia e delle coste jugoslave o ex jugoslave. Per ovvie ragioni siamo costretti a muoverci nel perimetro della regione. Non è detto che una volta realizzato l'obiettivo non ci sia un'aggregazione spontanea attraverso passaggi che saranno da vedere, da studiare, quello che io comunque auspico. Nel libro ho trattato questo passaggio al capitolo 15, laddove praticamente entravo a vedere l'applicazione dell'autodeterminazione per il popolo veneto e ho ritenuto nella cassaforte della storia veneta di prendere un piccolo gioiello. Qual era questo piccolo gioiello, ma splendente? Era il gioiello delle autodedizioni. Sembra l'esatto opposto, e lo è in qualche modo, dell'autodeterminazione. Autodeterminazione vuol dire voglio, decido da me di fare da solo, di andarmene. L'autodedizione è voglio, decido da me di entrare a far parte. E l'autodedizione cos'è? È quella che le città, diciamo, quelle aree che vivono di autonomia e di sovranità propria, intorno alla Serenissima, nel tempo, vedendone l'autorevolezza, vedendone la sapienza delle istituzioni, il massimo splendore, la credibilità, il buon funzionamento, il rispetto, il senso dello Stato, anche il significato, la percezione di quelle che erano le istituzioni che erano considerate con riverenza. Uno pensava più al bene pubblico, era al centro prima del bene privato, hanno chiesto di aderire, hanno deciso di autodedicarsi, che è l'esatto opposto dell'autodeterminarsi, diciamo, se vogliamo autodeterminarsi di stacco, mi autodedico, decido di avvicinarmi, di aggregarmi. E ho dedicato un capitolo alle autodedizioni, perché è molto molto interessante e in qualche modo incontra questo ragionamento dell'allargamento un domani che potrebbe avvenire. Non so prospettarlo perché non sono un veggente, ma è auspicabile, sarebbe una cosa coerente